Amici di Diretta Sport, buonasera dal Palacus di Cagliari, recupero della 12ª giornata di andata del campionato di Serie A2 femminile girone sud. A Sa Duchessa si affrontano Cus Cagliari e il Palagiaccio Firenze. Si tratta sostanzialmente di uno spareggio salvezza tra due formazioni che cercano di mantenere la categoria. Il Cus Cagliari è in piena ripresa dopo l'incubo Covid, 2 vittorie consecutive per il quintetto di Federico Sciascia. Dall'altra parte Firenze, che a oggi sarebbe l'ultima formazione a salvarsi senza dover ricorrere ai play-out, formazione assolutamente temibile al di là di qualche infortunio. Il Cus però, come detto, è in un ottimo momento di forma, quest'oggi cerca 2 punti per continuare la sua striscia positiva. Si affida subito al capitano Erika Striulli, sono suoi i primi 2 punti di questa partita con la penetrazione centrale. Facciamo il punto con i quintetti in campo. Per il Cus Cagliari la già citata Striulli assieme a Niola, Caldaro, Ljubenovic e Prosperi. Risponde Firenze, che sbaglia nel frattempo i primi 2 tiri di questa partita con la numero 15 Anna Poggio, quindi a completare il quintetto con il numero 11 Martina Scarpato, ancora con il numero 10 Clara Pociobrazka, una delle giocatrici più temute senz'altro dal Cus alla vigilia di questa partita, mentre la stessa squadra universitaria potrà usufruire della rimessa da fondo campo con Rachele Niola dopo il tiro sbagliato da Striulli. Quindi ci mancano ancora da elencare con il numero 8 il capitano del Palagiaccio Silvia Rossini e poi ancora con il numero 3 Marta Rossini. Questo il quintetto per quanto riguarda Firenze, mentre continua a realizzare il Cus che sta attraversando un momento di gran forma, come detto, testimoniato dall'ultimo successo sul campo di Bolzano in una partita davvero spigolosa, successo arrivato all'overtime sul punteggio di 65-64 dopo 45 minuti anzi veramente molto combattuti. Prosperi in contropiede intanto si arresta come può sulla pressione avversaria e trova altri punti per la formazione universitaria. Ora anche l'aggiornamento punteggio 4-0 subito per la formazione di Sciascia. Passo d'incrocio d'errore per Rossini, torna fuori per il tiro da 3 punti della compagna, trova lo spigolo alto del canestro, il rimbalzo portato giù, poi il tiro dall'angolo di Pociobrazka è morbidissimo, va a segno. Ecco i primi 2 punti di Firenze in questa partita. Aggiornato ora il tabellone, siamo ovviamente sul 6-2 in favore del Cus Cagliari. End off per Striulli sulla pressione di Scarpato, segnalato il fallo della difesa, dunque rimessa per la formazione universitaria. Attenzione, subito time out per Firenze. Evidentemente coach Corsini è tutt'altro che soddisfatto per l'approccio della sua squadra. 8-07 da giocare nel primo quarto, Cus subito con il parziale di 6-0 e Firenze che si è sbloccata in precedenza, ma come detto qualche segnale da correggere dal punto di vista dell'atteggiamento per la squadra fiorentina, che arriva qui a Cagliari con il 9° posto in classifica. Sono 16 i punti per la formazione di coach Corsini in 19 partite disputate fin qui, un ruolino di marcia stagionale che parla di 8 vittorie e 11 sconfitte. Il Cus ha esattamente la metà dei punti delle avversarie, sono 8 in 15 partite, è una delle squadre che hanno giocato meno in assoluto in questa stagione. 4-11 il record della formazione di Sciascia, però in piena ripresa dopo un altro spareggio salvezza vinto, come già ricordato, la scorsa settimana sul campo di Bolzano. Le squadre sono già pronte per il rientro in campo, rimessa in attacco per il Cus Cagliari con Prosperi sul punto di battuta, cerca una linea di passaggio, si apre Ljubenovic per la ricezione, quindi esce Niola affrontata con il numero 8 da Silvia Rossini. Altro fischio, altro fallo nella difesa, se non abbiamo interpretato male in questa circostanza. Peraltro ricordiamo anche i nomi dei 2 arbitri, si tratta di Vincenzo Agnese di Barano Dischi e di Giuseppe Vastarella di Napoli. Altro fallo della difesa, il secondo di questa partita, rimessa per Niola, si apre ancora Ljubenovic seguita da Pociobrazka. Striulli serve Prosperi, la pressione di Marta Rossini, il ribaltamento qui a metà strada tra Striulli e Niola, non ci sono ovviamente delle deviazioni, palla persa per il Cus Cagliari e Firenze che cerca anche in uscita dal time out una reazione per riportarsi subito
in prossimità dal punto di vista del punteggio. Rossini, quinta miglior realizzatrice del campionato di Serie A2, 16,4 punti di media, va a imbastire questa azione che passa dalle mani di Poczobrazka, il backdoor di Rossini, buona l'apertura qui in angolo, si torna fuori però perché ruota bene la difesa del Kuss. Allora Rossini si deve inventare qualcosa, passo d'incrocio, scarico sotto molto buono per Poczobrazka, arriva il canestro di Firenze, nato dal talento, dalla caparbietà soprattutto di Rossini, che ha trovato un'ottima linea di passaggio dopo il passo d'incrocio. 6-4 e Firenze ha corretto insomma qualche problema in avvio ora e a contatto Striulli pesca magnificamente il roll dentro di Ljubenovic, che però si mangia un canestro che sembrava a quel punto abbastanza semplice. Rossini sotto per Scarpato, il tiro sbagliato, Prosperi si fa sentire a rimbalzo, controlla il pallone Striulli che conduce l'azione del Kuss Cagliari. Striulli vuole ordine, vuole sistemare le spaziature, va in punta da Ljubenovic, il blocco di Caldaro per il taglio di Striulli che è sola là sotto ma trova solo ora la linea di passaggio Caldaro, fuori per Prosperi, l'extra pass è valido perché proprio da lì nasce il tiro da 3 punti vincente per Giulia Prosperi che riprende un po' da dove aveva lasciato domenica scorsa a Bolzano, mentre c'è lo show sul pick and roll molto forte da parte di Ljubenovic. Dicevamo di Prosperi, tripla fondamentale per lei nel finale durante l'overtime nella rimonta del Kuss Cagliari, mentre segna Poczobrazka, ancora giocatrice con mani caldissime. Dicevamo tripla importante per Prosperi, doppiata poi pochi secondi dopo da quella di Ljubenovic. Hanno spianato la strada per il successo cussino. Ljubenovic intanto mette il pallone per terra, Poczobrazka la segue con lo scivolamento difensivo, Prosperi sfrutta bene quel blocco di Caldaro, non si completa la giocata di pick and roll, allora contropiede per Rossini, qui rischia forse anche un po' di infrazione di passi, l'ultimo tocco di Ljubenovic, ma c'è un altro fischio che assegna il pallone al Kuss Cagliari e dunque nonostante le proteste di Silvia Rossini la sfera verrà assegnata alla squadra di casa che è avanti nel punteggio, come vedete anche nella nostra grafica, più 3, 9, 6, 5, 58 da giocare nel corso del primo quarto, partita intensa. Del resto la posta in palio è molto alta, punti che valgono doppio, non è un luogo comune, non è un modo di dire, ma è la realtà quest'oggi. Data la situazione di classifica che vi abbiamo già spiegato, difesa allungata su questa rimessa dal fondo per Firenze, che poi torna con calma nella metacampo difensiva. Niola ha lo spazio per una delle sue soluzioni preferite, la penetrazione, in questo caso partendo da sinistra, non riesce però a concludere, sporca qui il pallone da dietro Striulli con una giocata di grande esperienza, conclude da destra con la mano sinistra e trova i punti del 11-6. Questo è il vantaggio del Kuss Cagliari quando siamo ormai quasi alla metà del primo quarto. Difesa aggressiva per il Kuss, palle recuperate, tanta intensità come detto qui, anche troppa, infatti arriva il fallo della difesa con il pallone che verrà assegnato ora a Silvia Rossini, capitano della formazione fiorentina. Poi si incarica dell'incombenza Scarpato, in realtà il pallone fuori per Poczobrazka, accoppiata qui con Striulli. La partenza di Rossini, si chiude la difesa, palla sotto, ancora Poczobrazka trova l'equilibrio per andare a segno. Il canestro che vale l'11-8, meno 3 Firenze, ancora Rossini con le sue doti di assist in questo caso. Una buona intesa soprattutto con Poczobrazka, mentre trova un altro corridoio di penetrazione Prosperi per il Kuss Cagliari. 13-8 più 5 Kuss, ben presente, vivo in questa partita. Dal palleggio Martina Scarpato, ancora palleggio aperto per lei. Caldaro va a seguire dentro Poggio, pallone fuori per la tripla a segno qui di Martina Scarpato. E Firenze è lì nonostante tutto, nonostante la partenza arrembante del Kuss. Siamo sul 13-11 a 4:23 dal termine del primo quarto. Striulli dal palleggio, si fa vedere Prosperi, marcata d'anticipo, allora esce Niola dal blocco, penetrazione centrale, fuori Ljubenovic, un tiro che può mettere la giocatrice originaria di Lubiana ma che in questo caso sbaglia. Attenta a rimbalzo Firenze, poi costruisce questa nuova azione d'attacco Marta Rossini dal palleggio, seguita da Prosperi. Poczobrazka, il taglio dentro dopo il backdoor da parte di andiamo a vedere un po' con il numero 8 Silvia Rossini, poi altro intervento arbitrale, c'è stato il fallo, se non abbiamo visto male, di Caldaro. Rimessa dal fondo, sostituzioni per Firenze.
con l'uscita di Scarpato, l'ingresso in campo con la canotta numero 12 di Benedetta Gramaccioni, e risponde anche coach Sciascia dall'altra parte con Federica Madeddu, uno dei migliori prodotti del vivaio del CUS Cagliari da diversi anni a questa parte. Sta dando un contributo concreto, insomma, in questa fase calda della stagione. Anche lei, subito un intercetto qui sulla rimessa da parte di Prosperi. Ljubenovic conduce la transizione, poi si arresta e si appoggia in direzione di Niola. Attacco a difesa schierata dunque per il CUS Cagliari. Ancora un end-off per Prosperi, blocco di Madeddu che prova a tagliare dentro, non c'è spazio per servirla. Allora insiste Niola, ci sono 7 secondi per il tiro del CUS Cagliari, va dentro Niola con energia ma sbaglia. Poi lavora là sotto, bene Poggio, riesce a mantenere il possesso. Silvia Rossini prova ad avventurarsi nel pitturato, mette in ritmo Marta Rossini con l'errore però sul tiro dai 6,75. Si resta sul 13-11, vantaggio CUS Cagliari, 3,15 per chiudere il primo quarto. Striulli dal palleggio, consegnato da parte di Madeddu, sportellate poi tra Ljubenovic e Pociobranska. Partita nella partita davvero molto interessante. Questo oggi il fallo è della giocatrice ceca, classe 89, arrivata in estate dalla Nico Basket. Ancora rotazioni per il CUS con l'uscita di Prosperi, l'ingresso in campo di Puggioni. Terzo fallo di squadra per quanto riguarda Firenze, rimessa per Niola. Ljubenovic fuori per Striulli, palleggio, arresto e tiro. Fa notare il contatto qui agli arbitri, ma non ci sono gli estremi per la sanzione a giudizio dei due direttori di gara. Cost to cost dall'altra parte, molto bene Gramaccioni con il primo canestro della sua partita. E allora siamo in parità, 13-13 qui a Sa Duchessa. Si preannuncia una sfida equilibrata. Striulli intanto dal palleggio, spalle a canestro Madeddu, torna fuori da Ljubenovic. Niola tiene il pallone fermo, gioca a 2 con Ljubenovic, subito il raddoppio in angolo ma trova una gran linea di passaggio qui Ana Ljubenovic, pesca sotto Federica Madeddu. Grandi qualità anche nella lettura per Ljubenovic, qualità che non scopriamo certamente oggi. 2,23. Intanto manovra in attacco Firenze, nuovamente sotto di 2 lunghezze. Silvia Rossini tripla sul secondo ferro, rimbalzo lungo per Niola, stavolta preferisce non affondare la transizione, si accontenta dell'attacco a difesa schierata. Il CUS che manovra dunque il blocco di Ljubenovic. Niola va verso sinistra, Ljubenovic blocca poi anche per Striulli, va verso sinistra, giro sul perno, prende il contatto e va a tirare dalla lunetta il capitano del CUS Cagliari. Striulli rientrata proprio in coincidenza con l'inizio della striscia positiva delle Cussine. Non è un caso ovviamente, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'apporto caratteriale. Cambi per Firenze, fuori Poggio, dentro con il numero 13 intanto Asia Salvucci. E poi si prepara un doppio cambio per il CUS con Petrova e Sayas. A proposito di giovani interessanti, Petrova che va a far respirare un pochino Ljubenovic, Sayas che probabilmente darà il cambio a Striulli dopo l'esecuzione dalla lunetta. 2-0-1, Striulli a cronometro fermo per ampliare il margine di vantaggio del CUS Cagliari. Subito 22 punti a referto per lei nella trasferta vittoriosa di Civitanova Marche. Sbaglia il primo intanto, gara del rientro a tutti gli effetti per lei. Poi importante ovviamente, determinante anzi anche in quel di Bolzano. Inusuale 0-2 per lei, ma c'è Madeddu a rimbalzo, si palleggia sul piede, allora può partire il contropiede di Firenze. Si fa perdonare qui Striulli sporcando il pallone di Gramaccioni. Ecco che arriva il cambio, va a respirare, va a riposare Striulli. Campo per Sara Sayas. Classe 2001, anche lei sta dando un contributo più che positivo alla causa. Tanta pressione di Niola qui su Silvia Rossini. Poi Marta Rossini si prende il blocco di Pociobranska, le apre lo spazio per un comodo tiro da 2 punti, sbagliato. Poi il CUS che si perde un po' il rimbalzo, regalo di Firenze dall'altra parte dopo una sorta di pasticcio. Allora Sayas, Puggioni oltre l'arco, preferisce ragionare. Ultimi 90 secondi del primo quarto, la tripla di Puggioni a segno per il più 5 ripristinato dal CUS Cagliari. Specialista Marianna Puggioni
dalla linea dei 6,75, ma nelle ultime 2 stagioni soprattutto è stata protagonista di una crescita tecnica a tutto tondo, non solo dunque una specialista, ma una giocatrice che sa dare tanto altro anche in altri contesti tecnici. Intanto seguiamo questo nuovo attacco del Kuss, che ora può provare ad affondare il colpo nel finale del primo quarto. Sayas, infrazione di passi, pare corretta questa chiamata arbitrale, sposta il perno sulla ricezione. Sayas ne approfitta intanto Sciascia per dare delle indicazioni. Proseguono i cambi per quanto riguarda Firenze, con l'uscita di Silvia Rossini e il ritorno in campo di Scarpato con la canotta numero 11. Sono 58 per l'esattezza i secondi che ci separano dalla fine del primo quarto. Rimessa da zona difensiva per il Palagiaccio Firenze, con la conduzione del gioco inizialmente da parte di Gramazzoni, quindi trova il corridoio di penetrazione verso sinistra Marta Rossini, fermata senza tanti complimenti in questo caso dalla difesa. 2 liberi dunque per Marta Rossini, giocatrice davvero molto giovane, classe 2001, ex Pontedera e Battipaglia, dove ha avuto modo di mettersi in luce, sta sorprendendo tutti. Abbiamo detto per lei, ma lo ricordiamo, 16 e 4 punti di media in questa stagione, la quinta miglior marcatrice di tutto il campionato di Serie A2, tenendo in considerazione ovviamente anche il girone nord. Qui fa 2 su 2 dalla lunetta, Rossini non sbaglia, riporta le sue a un solo possesso pieno di distanza. Il Kuss che si affida a Sayas, chiamata maglia nell'attacco della formazione universitaria. Madeddu in punta, Puggioni, ancora spazio per il tiro da 3 punti, lo manda in questo caso sul secondo ferro. Interessante però questa soluzione con Puggioni che aveva abbondante spazio per il tiro da 3 punti, tiro corto. Poi dall'altra parte Gramaccioni chiede scusa, poteva forse ragionare un pizzico di più nella gestione dell'ultimo possesso. Niola dal palleggio, Sayas oltre l'arco, si fa vedere Petrova, non riceve, esce dal blocco Puggioni, si va sul lato opposto dove c'è Sayas, step back e tiro sul tabellone. Allora l'ultima chance del primo quarto sarà per Firenze, con Scarpato che cerca lo spazio per il tiro, vuole andare fin sotto e ha ragione Scarpato con il buzzer beater che porta Firenze sul -1, 18-17. questo il punteggio dopo i primi 10 minuti di gioco. Sfida a salvezza dai contenuti molto interessanti e ce ne siamo accorti una volta di più durante questo primo quarto. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, torneremo in diretta ovviamente per raccontarvi la seconda frazione di gioco e restate con noi. 3 decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua 4 ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione e glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno a essiccazione con centrale termica dal 1992 la Care Service di Luciano Ezzi è in piena sicurezza punto di riferimento nel settore, in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Care Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, pressi viale Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Squadre in campo pronte per l'inizio del secondo quarto. Qui a Sa Duchessa vantaggio Kuss 18-17 dopo i primi 10 minuti di gioco, ma sarà battaglia senz'altro fino all'ultimo secondo tra queste due formazioni impelagate nella lotta a salvezza del campionato di A2, con il Kuss che cerca di risorgere dalla zona play-out. Sarebbe una vera e propria impresa dopo tutte le vicissitudini sfortunate della squadra rosso-blu. Firenze che vuole ovviamente da neopromossa conservare la categoria, squadra che ha avuto anch'essa delle difficoltà pure sul fronte Covid, ma che ha saputo riprendersi molto bene. Ricordiamo anche le ultime affermazioni interne abbastanza pesanti su Nico Basket e San Giovanni Valdarno, insomma avversario assolutamente temibile. 16 punti in classifica. Firenze che vuole blindare insomma la sua salvezza, sarebbe un colpaccio quest'oggi a Cagliari. Scarpato
batte con il primo passo Niola, ma poi viene fermato dalla stoppata imperiosa di Federica Madeddu. Saïas dall'altra parte, Niola osserva il piazzamento delle compagne, Madeddu fa circolare Puggioni, Saïas a bloccare per la possibile ricezione di Petrova, ignorata dalle compagne. Da 3 punti Saïas, canestro importante anche per Sara Saïas, che si presenta così all'interno della partita. E Kuss che si porta sul 21-18, lasciato troppo spazio per la penetrazione andando verso sinistra. Intanto sugli sviluppi Benedetta Gramaccioni ringrazia la giocatrice in maglia biancorossa numero 12 con il canestro del 21-19. Saïas dall'altra parte, rolla dentro Petrova, viene servita con l'ausilio della sponda, ma la linea di passaggio è assolutamente imperfetta in questo caso. Recupera facilmente il Palagiaccio dall'altra parte, si fa vedere in post medio Poczobrazka, riceve contro Madeddu, decide di non attaccarla insomma nell'uno contro uno, ma di andare in angolo dove c'è Rossini, giocatrice davvero di un talento offensivo notevolissimo. Pareggia i conti a quota 21 Marta Rossini. Madeddu intanto dall'altra parte, Niola e poi Petrova, taglia dentro all'improvviso Madeddu, coglie di sorpresa l'avversaria diretta, si trattava nella circostanza di Salvucci, e va a prendersi un fallo importante. Fuori Poczobrazka, sta per tornare Poggio, prima però il time out. Che consente ai due coach di fare il punto della situazione. 8:32 al termine del secondo quarto, aggiornato ora anche il punteggio qui a Saduchessa. Avevamo ragione noi con la nostra grafica, ovviamente la sfida è sul 21 pari. Ricordiamo che queste due formazioni saranno impegnate nuovamente faccia a faccia a strettissimo giro di posta. Sabato 3 aprile infatti è prevista la sfida di ritorno, ovviamente a campi invertiti. Firenze che la scorsa settimana ha perso, ma in maniera più che onorevole, sul campo di Patti. Sfida che ha confermato insomma su un campo davvero molto complicato un po' per tutte le formazioni di questa Serie A2, dei segnali di crescita assolutamente netti. Mentre Madeddu è pronta in lunetta, le squadre tornano in campo. Primo libero per Federica Madeddu, sbagliato. Che lei classe 2001 segna il secondo. Allora il Kuss torna avanti sul 22-21. Lavora dal palleggio intanto Scarpato, non riesce a prendere la linea di fondo, torna fuori il possesso gestito quindi da Gramaccioni, si libera per il tiro da 3 punti, sbaglia il pallone che cade sostanzialmente addosso a Salvucci e si perde oltre la linea di fondo campo. Ancora spazio ai cambi per quanto riguarda Firenze con l'ingresso di Albanese, con il numero 14 l'uscita di Salvucci. Fuori Petrova, torna Ljubenovic. Petrova che non è riuscita fin qui magari a dare il contributo, a dare quell'impatto che avrebbe voluto nella sua nuova realtà. Il Kuss Cagliari, fase di adattamento non sempre semplicissima per lei, ma giocatrice di doti assolutamente importanti a questo livello. Arriva da un passaggio a Torino in A1 dove non ha avuto grandissimo spazio, che probabilmente non ha favorito insomma il suo sviluppo tecnico. È arrivata a una fase cruciale, avrà modo insomma di farsi notare Alexandra Petrova. Punteggio, ripetiamo, vede avanti il Kuss Cagliari sul 22-21. Ancora un'interruzione della partita, 7:57 dal termine del primo tempo, con uno degli arbitri che va a sincerarsi di qualcosa al tavolo degli ufficiali di campo.
si può ripartire con Sayas sulla rimessa. Ljubenovic si apre oltre l'arco dei 3 punti, serve Striuli, l'uscita dall'altra parte di Pugioni, dietro schiena di Striuli, il pallone va su un piede, mantiene il possesso, manda per aria la preghiera che si arrampica sul ferro e poi entra. Gli dei del basket decidono che è il momento di restituire qualcosa probabilmente a questa squadra. Striuli con un canestro che consente alle sue di tornare a un possesso pieno di distanza. Fallo della difesa e segnatamente di Ljubenovic, in questo caso leggermente in ritardo sullo scivolamento difensivo a giudizio del direttore di gara. E dunque vediamo la situazione falli di Ljubenovic, il primo della sua partita, mentre torna in panchina Sayas e c'è nuovamente campo per Giulia Prosperi nelle fila del CUS Cagliari. 7:36 rimessa dal fondo per Gramaccioni. Il Palaggiaccio che manovra con Marta Rossini, accoppiata proprio con la nuova entrata Prosperi in missione difensiva sulla quinta miglior realizzatrice del campionato. Chiude bene la linea di fondo qui Ljubenovic, il tiro di Albanese è sbagliato, poi ultimo tocco di Prosperi, rimessa dal fondo ancora per Firenze che resta nella metacampo offensiva. Ancora Gramaccioni sul punto di esecuzione della rimessa. Ljubenovic chiude la possibile penetrazione di Poggio, airball qui, ma la più attenta è ancora Gramaccioni, spara da 3, la mette Benedetta Gramaccioni, risponde al fuoco nemico. Firenze che non molla davvero di 1 millimetro, è arrivata qui a Cagliari quest'oggi a giocarsi questa sfida a salvezza cruciale, davvero con la testa giusta. Questo è ciò che ha detto. Questo primo quarto e mezzo neanche di gioco a Saduchessa, palla persa per il CUS, contropiede Firenze, chiuso qui da Scarpato con l'errore, ma c'era anche il fallo della difesa e allora ci saranno 2 tiri liberi per Martina Scarpato. Fuori Madeddu, torna Caldaro. Intanto questo il cambio deciso da coach Sciascia, dicevamo di Scarpato, che ha assaggiato anche la 1 a Battipaglia dove ha giocato nel quadriennio tra il 2016 e il 2020. Primo errore dalla lunetta per lei. Intanto Scarpato, anche lei giovane, come detto classe 2000, in crescita esponenziale in questa fase della stagione. Segna il secondo e Firenze avanti dunque qui a Cagliari 25-24. Prosperi chiude il palleggio, trova Ljubenovic, poi va a bloccare per l'uscita di Striuli, riceve questo pallone, subito attaccata da Scarpato, lo show difensivo da parte di Poggio, circolazione ancora sul perimetro. Caldaro, idee un po' confuse qui per il CUS che deve trovare una soluzione d'emergenza, la trova tanto per cambiare Striuli e tanto per cambiare segna con questo piazzato dalla media distanza trovato dopo la percussione centrale. 26-25, controsorpasso CUS Cagliari. Dall'altra parte Scarpato, anzi chiedo scusa, si tratta ovviamente di Silvia Rossini, capitano del Palaggiaccio, accenna qui al backdoor Scarpato, la stava seguendo Pugioni, allora poi cambia opzione in corso d'opera, il passaggio però era già partito e allora così nasce questa palla persa per la formazione di coach Stefano Corsini. Prosperi a imbastire questa azione d'attacco, da un po' di respiro in regia dunque a Striuli che non deve spendere ulteriori energie per portare palla, amministra anche così coach Sciascia in questa stagione che sarà gioco forza segnata nella sua seconda fase da tantissimi impegni ravvicinati. Altra palla persa abbastanza sanguinosa per il CUS, corre in contropiede Firenze, Gramaccioni la finta, manda al bar Prosperi ma poi si mangia il canestro, l'ultimo tocco di Ljubenovic, ci mette una pezza il CUS che deve però evitare queste palle perse. Il pallone sotto per Scarpato, riesce a liberarsi per il tiro sulla pressione di Pugioni e realizza, torna avanti allora Firenze sul 27-26, davvero si gioca sul filo dell'equilibrio, cambi in vista, da una parte Marta Rossini, dall'altra Rachele Niola, riceve Pugioni, attaccata da Gramaccioni, linea di fondo, Pugioni fuori, Ljubenovic può anche prendere il tiro da 3 punti, attacca benissimo Poggio sul close out, voleva un fallo qui, sbaglia e poi cerca di rientrare tempestivamente nella metacampo difensiva, palla sotto, attenta qui Caldaro, sporca il pallone, perfezione il recupero Striuli, davvero gara molto intensa. Prosperi è solissima sotto Caldaro, se ne avvede la compagna, segna, subisce il fallo e potrà andare in lunetta per provare a completare il gioco da 3 punti. Eugenia Caldaro con un canestro importante, siamo sul
28-27, dunque continuo gioco di sorpassi e controsorpassi. Ecco qui il ritorno di Marta Rossini in un momento importante del secondo quarto. 5-0-2 per tornare negli spogliatoi. Caldaro in lunetta con il tiro libero supplementare. Per lei in questa stagione 5,3 punti di media con 3,3 rimbalzi. Lunga di origini venete che ha deciso di sposare questa causa anche al di là del campo. E pressione sulla rimessa. Interessante questa scelta del CUS Cagliari per provare a mettere un po' le corde Firenze. Firenze che esce con grande lucidità, però dalla pressione ne nasce una tripla dall'angolo sbagliata da Scarpato, ma comunque molto ben costruita dalla squadra di Corsini. Corsini che probabilmente ha in serbo un time out a breve. Niola per la costruzione dell'attacco universitario. Ljubenovic, Striulli dentro, pesca il taglio di Caldaro, forse anche qui un contatto non ravvisato comunque dagli arbitri. Allora contropiede dall'altra parte Scarpato, forse qui esagera un pochino nella soluzione personale, poteva scaricare, non ci riesce. Striulli prova a mettere in ritmo Niola, fuori, attacca bene il close out qui Niola. Altro errore per il CUS che si mangia un po' le mani. Si rimane sul 29-27. Silvia Rossini dal palleggio, ancora lo show profondo di Ljubenovic. Marta Rossini prova a prendere posizione, la sottopoggia, arriva il raddoppio di Prosperi che non riesce a evitare il tiro di Poggio. Poggio sbaglia, torna sul rimbalzo. Marcatura d'anticipo comunque studiata sulle ricezioni vicino a canestro da parte di Poggio. Questa la soluzione di coach Sciascia, ed ecco il time out che vi avevamo preannunciato. Dunque time out che giunge a 4 minuti e un secondo dal termine del secondo quarto, con il CUS Cagliari che è avanti, lo vedete, di 2 lunghezze, 29-27. E noi ci fermiamo brevemente per un po' di pubblicità. Si torna in campo, allora vedete qui inquadrata la formazione fiorentina, assolutamente combattiva quest'oggi a Cagliari, partita equilibrata. Firenze resterà peraltro in Sardegna perché sabato affronterà Selargius in un'altra partita che vi offriremo ovviamente in diretta su Diretta Sport. Il CUS invece riceverà la visita di Faenza, ma ne parleremo anche più avanti. Torniamo a concentrarci sui temi di questa partita. Errore subito con il tiro dall'angolo, porta giù il rimbalzo Prosperi per il CUS Cagliari. Niola guarda in direzione di Caldaro, poi preferisce esplorare altre opzioni. Ljubenovic esita, spara da 3, manda sul ferro, lotta a rimbalzo che premia Caldaro, la stoppata da dietro però da parte di Poggio-Bradska, e poi la rimessa che sarà appannaggio ancora della squadra di Sciascia. Niola, il blocco di Prosperi, riceve Ljubenovic, poi in punta c'è la stessa giocatrice in canotta numero 17, parte verso destra, Striulli fuori, Caldaro può prendere questo tiro dalla media distanza, è sbagliato però dalla giocatrice ex Vicenza. Mette ordine dall'altra parte per Firenze Martina Scarpato dal palleggio, penetra verso destra, manda per aria il tiro, lo realizza con grande dolcezza nel rilascio, parità 29. Allora non è riuscita a opporsi Niola in precedenza. Niola che parte qui verso sinistra, taglia dentro Caldaro, poi pallone a metà strada tra Ljubenovic e Prosperi. Sta pagando Dazio forse un po' alla stanchezza. In questo momento il CUS, palla persa, rimessa per Silvia Rossini. Istanti di attesa, cosa da sistemare per Poggio-Bradska. Ora tutto ok, si può ripartire con Marta Rossini, subito attaccata da Striulli, dietro schiena riesce a batterla Rossini, il tiro da lontano a segno anche questo. Firenze che alza le percentuali, lo fa in questo caso con Martina Scarpato. Attenzione perché il massimo vantaggio per la squadra toscana sul 32-29. Difesa a zona per coach Corsini, linea di fondo per Prosperi, non c'è spazio, allora torna fuori da Striulli. Passaggio non di grande qualità qui per Niola che aveva spazio eventualmente per la tripla, allora prova a risolverla da sola con il suo talento individuale.
sempre decisiva Erika Striulli, toglie le castagne dal fuoco e riporta il Cus sul -1. Canestro importante questo per impedire un parziale negativo. Scarpato intanto va dentro, risponde, fallo di Niola, battuta ancora, una situazione di 1 contro 1 e sta per arrivare il cambio dalla panchina perché Niola soffre un po' sulle penetrazioni avversarie in questa fase. Ecco qui infatti il cambio, c'è Saïas scarpato in lunetta con il tiro libero supplementare, 34-31. E avevamo parlato bene proprio di Scarpato, come detto, in crescita in questa fase della stagione, sta confermando errore. Poi con il tiro libero supplementare resta comunque il +3 in favore di Firenze, chiamata maglia per Saïas, esce Striulli, sul suo lato c'è Caldaro, si va invece a esplorare il lato opposto. Anche lì si porta Caldaro dopo il blocco ricevuto. Prosperi non trova spazio, ancora un po' di confusione nelle spaziature del Cus Cagliari. Saïas subisce addirittura la stoppata e poi Rossini che congela il possesso di Firenze e prova a portare un po' di calma. Scarico in angolo qui per il tiro a segno di Silvia Rossini. Cercheremo nel più breve tempo possibile il conforto delle statistiche, ma è chiaro che Firenze sta tirando con percentuali importanti in questo secondo quarto. 90 secondi al rientro negli spogliatoi, c'è il primo break importante di questa partita, +6 per le ospiti. Saïas per rimettere le cose a posto, va solo sul primo ferro, lotta a rimbalzo con Prosperi che riesce a mantenere in campo, ma va tra le mani di Pocio Brazca, chiamata pollice per Silvia Rossini. Richiama in causa Marta Rossini, 1-10, Pocio Brazca in punta, poi mette il pallone per terra. Scarpato è chiusa, si inventa comunque un tiro, lo sbaglia Striulli, è la più rapida, contropiede 3 contro 1 per il Cus, scarico per Prosperi, fallo qui di Silvia Rossini per impedire un canestro facile all'avversaria, fallo deciso qui senza andare oltre il limite dell'antisportivo. E allora Prosperi avrà il compito di fermare un po' l'emorragia, momento un po' di appannamento se vogliamo per la squadra di Sciascia, con varie palle perse, con qualche distrazione nella metà campo difensiva. Primo libero assegno per Prosperi, 32-37 sul tabellone qui di Saduchessa. Segna il secondo Nex Umbertide tra le altre, allora siamo -4, 33-37, ancora chiamata pollice per Marta Rossini. Pocio Brazca si fa vedere, prova a richiamare un po' l'attenzione della compagna ma non viene servita. Possibile ricezione vicino a canestro per Poggio, sempre marcata d'anticipo da Caldaro, e qui è evidente l'infrazione di passi di Pocio Brazca che ricade con il pallone in mano, evidentemente dopo aver cambiato idea in corso d'opera. Non sono assolutamente d'accordo però le giocatrici fiorentine, non lo è neanche coach Corsini, era avvisato probabilmente un tocco nella circostanza. Proteste che sono state placate in qualche modo. 38 secondi, attacca il Cus Cagliari, lo fa con Sara Saïas dietro schiena, affrontata da Marta Rossini. Si apre per ricevere Striulli, ricezione profonda per Ljubenovic che fatica nella ricezione. Palla persa qui dal Cus, non ci sono falli, Ljubenovic provava a chiederlo anche perché era stato un lungo corpo a corpo se vogliamo con Poggio nella circostanza. E allora 22 secondi a disposizione per Firenze che non potrà andare fino in fondo. C'è una discrepanza di circa un secondo tra il cronometro dei 24 e quello della partita. In ogni caso c'è l'anticipo qui sulla linea di passaggio. Allora Saïas è dall'altra parte, 6 secondi per il Cus. Striulli ovviamente deputato a prendere l'ultimo tiro, va dentro, scarica fuori. Saïas, passi per il capitano del Cus. Anche questa scelta sembra abbastanza corretta, forse mezzo passo in più, anche se Sciascia non è d'accordo, non è neanche l'assistente Andrea Ghiani. A dire il vero termina un po' tra le polemiche questo secondo quarto, davvero una partita molto interessante, intensa qui a Saduchessa. Davanti c'è Firenze, un bel break nel finale di secondo quarto per la squadra di coach Corsini, ma il Cus è vivo. Bella partita, come detto, una sfida che continueremo a raccontarvi tra 10 minuti circa, quando ci sarà la ripresa delle ostilità. Nel frattempo un po' di pubblicità, poi torniamo su Directa Sport.
leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app e adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Squadre che tornano in campo qui a Saduchessa, tutto pronto per la ripresa del match. Firenze avanti qui a Saduchessa, 37-33 il punteggio dopo i primi 20 minuti di gioco, ma partita davvero apertissima. Si torna in campo con Striulli, Puggioni, Prosperi, Caldaro e Ljubenovic. Per il Cuscagliari risponde Firenze con Marta Rossini, Silvia Rossini subito con il tiro da 3 punti dentro, importante, scava ora il solco sul +7 Firenze. Dicevamo Marta e Silvia Rossini, mentre andiamo ad aggiornare ovviamente anche il punteggio, 40-33. E poi ancora con il numero 15 Poggio, con il numero 11 Scarpato, non risponde il Cus con Puggioni, porta giù il rimbalzo albanese con il numero 14. E poi ci manca da elencare, vediamo un po', con il numero 14 abbiamo detto albanese, con il numero 15 Poggio. Insomma, queste le 10 protagoniste in campo. Altro tiro da 3 punti, stavolta frontale, anche questo dentro. Firenze tira con percentuali altissime e ora si porta sul +10, massimo vantaggio ritoccato dalla squadra di coach Rossini e primo vantaggio in doppia cifra. Cus che deve cercare di restare collegato in questa partita dal punto di vista mentale. Chiamata maglia per Striulli, Puggioni oltre l'arco, l'uscita a ricciolo di Striulli, il tiro da 2 punti dentro, canestro prezioso come detto per provare un passettino dopo l'altro, invertire la tendenza che ora sorride a il Palaggiaccio che manovra in attacco con Silvia Rossini. Il capitano cerca dentro Poggio, scavalcata qui Caldaro che marca ancora d'anticipo, non arriva qui l'aiuto dal lato debole. Sciascia si lamenta, ne ha ben donde in questo caso, canestro facile in questo caso e aumenta il vantaggio di Firenze, o meglio torna sul +10 il vantaggio di Firenze. 8-15 Puggioni, Caldaro sotto Ljubenovic, tentativo di anticipo di Albanese, maltrattata abbastanza qui la giocatrice slovena da Albanese, trova il fallo. La porterà in lunetta Ana Ljubenovic, in questa stagione contribuisce alla causa con 12,1 punti di media, 7,3 rimbalzi in 29 minuti di impiego medio. È stata l'MVP di squadra nell'ultimo successo di Bolzano. Sbaglia il primo tiro libero, sono tutti punticini importanti questi per il Cus che deve risalire la china. Il secondo fa dentro, 36-45. Secondo tempo che è iniziato male per la formazione universitaria, subito 2 triple. Firenze gioca con fiducia, ritmo dai 6,75, tira dalla media invece stavolta Rossini. Mani educatissime per questo talento davvero importante per il futuro della pallacanestro femminile italiana a questo livello. Pescata sotto Ljubenovic, l'idea qui è di andare con la ricezione profonda per sfruttare i chili, centimetri, il mestiere di Ljubenovic. 38-47, il Cus prova a tenersi in linea di galleggiamento e sopravvivere a questo momento davvero complicato in cui Firenze gioca con grande fluidità. Bella partenza di Scarpato, seminata Prosperi, taglia fuori a rimbalzo di Caldaro, c'è il fallo probabilmente della stessa Caldaro su Poggio che da arrivata sul pallone in qualche modo poi trascinata fuori. C'è la rimessa dal fondo per Firenze, 7-25 per la chiusura del terzo quarto. Ancora inerzia nelle mani della squadra di Corsini. Scarpato, il taglio verso canestro da parte di Poggio. Rossini si avvicina a canestro, sbaglia, recupera lì stesso il rimbalzo, corregge. Rossini sta prendendo il controllo della partita. 49-38, +11 per il Palaggiaccio. Striulli dal palleggio, il movimento di Ljubenovic,
Prosperi fuori, dall'altra parte esce Puggioni, accoppiata con Marta Rossini. Striulli cerca la penetrazione, non c'è spazio, gira sul perno, torna fuori. Puggioni, 4 secondi per il tiro, non riesce a rianimare il Cus Puggioni. C'è il buon lavoro al rimbalzo di Poggio e poi il tentativo di recupero di Striulli, riesce a mantenere il pallone in campo, arriva dall'altra parte Puggioni, può servirla Striulli e poi si fa ingolosire dalla ricerca del pallone, in questo caso con il numero 14 Albanese. Fallo della difesa, evitabile probabilmente in questo caso da parte di Albanese, con il Cus che stava cercando di riorganizzarsi in attacco. Caldaro, esce Puggioni, Ljubenovic ha preso il blocco di Prosperi che è uscita in punta, accoppiata ancora con Marta Rossini. 9 secondi per il tiro, penetrazione verso destra, tentativo di scarico in angolo. Ljubenovic, linea di fondo, fallo ancora della difesa. Ancora fallo di Albanese con la canotta numero 14, giocatrice che ricorderete probabilmente anche lo scorso anno con la canotta di Ariano Irpino. Ovviamente il secondo fallo della partita per lei. E Prosperi, serve Ljubenovic, esce in punta Puggioni. Dall'altra parte c'è Striulli, il blocco di Prosperi per Caldaro che prova a prendere posizione con Poggio. Palla ferma molto a lungo per Striulli, palleggio, arresto e tiro senza successo in questo caso per il capitano del Cus. Sul rimbalzo lungo c'è Silvia Rossini, chiamata Pollice ancora per l'attacco di Firenze. Marta Rossini prova a metterle pressione ora a Striulli. Albanese in off, Rossini parte verso sinistra, davvero grande padronanza anche nella lettura del pick and roll per lei. Marta Rossini che sta entusiasmando in questo frangente della partita. 51-38 e ora prende sempre più corpo la fuga del Palaggiaccio. Blocco duro di Ljubenovic per liberare la linea di penetrazione di Prosperi, si porta troppo sotto canestro e allora altro errore. Forse un time out in vista in casa Cus Cagliari, vedremo un po'. Intanto insiste Firenze, reclama il pallone Albanese, lo riceve, poi fa circolare ancora sul perimetro a beneficio quindi con il numero 11 di Scarpato. Torna fuori, ora un po' di difficoltà nell'attacco di Firenze, prova a risolvere Marta Rossini con il tiro allo scadere, anzi oltre il tempo massimo dei 24 secondi in questo caso, ed eccolo, quanto mai opportuno il time out di coach Federico Sciascia, perché la situazione si è ulteriormente complicata rispetto alla fine del primo tempo, quando Firenze aveva accelerato. Il Cus abbastanza in difficoltà, forse anche dal punto di vista fisico. Del resto lo aveva detto proprio coach Sciascia in sede di presentazione del match, aveva detto l'unica incognita in questo momento è la tenuta nell'ambito dei tanti impegni ravvicinati. Se noi possiamo allenarci con continuità siamo un certo tipo di squadra, se invece non abbiamo la possibilità di allenarci in virtù degli impegni infrasettimanali, le cose cambiano e cambiano parecchio. Insomma, un aspetto questo tutto da verificare, perché il Cus ha avuto un impegno infrasettimanale soltanto in occasione della doppia sfida ravvicinata con San Giovanni Valdarno. Eravamo alle immediate vicinanze, insomma, della fine dell'incubo Covid. Da lì in poi soltanto un impegno a settimana, e questa tenuta è tutta da verificare. Stiamo avendo i primi riscontri probabilmente a cavallo tra secondo e terzo quarto, con un momento insomma abbastanza complicato, un momento di appannamento. Vedremo se il Cus troverà le energie a questo punto nervose per allontanare la fatica e tornare in linea di galleggiamento. Si riparte con Striulli in regia dopo il time out. Striulli fuori da Ljubenovic, tripla senza gran ritmo, ma va dentro perché bastano, e come, le mani davvero educatissime di Ana Ljubenovic. 41-51, meno 10 Cus Cagliari. Prova a iniziare da qui la sua scanata per tornare a contatto, difesa a zone a fronte pari ora per coach Sciascia, e questo l'adeguamento preventivabile prima del time out. Errore intanto, la partita può girare, e infatti non a caso si alza Pociobrazka dalla panchina del Palaggiaccio. Fallo su Striulli al momento del tiro. Striulli che per poco non ci metteva un gioco da 3 punti. Andrà in lunetta con 2 liberi, fuori Albanese, dentro Pociobrazka come preannunciato. Striulli in lunetta. Per lei in questa stagione ci sono 9,8 punti di media, 1,3 assist,
e 2 rimbalzi a partita. Stagione condizionata non poco per lei fin dall'inizio praticamente dai tanti problemi fisici. Primo libero con errore, una giocatrice ex Lucca tra le altre in Serie 1. Manda per aria il secondo, questo è vincente e allora 42-51 sul tabellone del Palacus. 4:25 per chiudere i giochi del terzo quarto. La pressione di Striulli, vola giù, lamenta anche un braccio esterno da parte di Rossini, non ravvisato in questo caso, pescata benissimo sotto. Pociobrazka si comporta molto bene anche in una situazione stressante dal punto di vista della pressione difensiva. Firenze, canestro che conforta coach Corsini, palla sotto intanto per Ljubenovic, bel giro sul perno, grande eleganza per Ljubenovic. 44-53, Cagliari che rosicchia un altro punticino. Ora c'è bisogno di un'altra difesa forte, si mantiene l'atteggiamento a zona. Pociobrazka seguita da Ljubenovic, uscita di Caldaro, poi su Scarpato oltre l'arco. Silvia Rossini verso sinistra, manda per aria un tiro da 3 punti che è molto molto corto, e allora questo adeguamento difensivo può dare nuova linfa al CUS. 3:34 per l'ultimo mini intervallo del match. Chiamata 5 qui per Striulli, gioco che inizia con l'end-off di Ljubenovic, scarico in angolo, Puggioni prova ad andare dentro in penetrazione, difende bene qui Marta Rossini, la costringe a riaprire. Striulli, 6 secondi per trovare un tiro, gioca a 2 con Prosperi. Striulli non trova qui compagne, manda per aria una preghiera non accolta, ma c'è Ljubenovic a rimbalzo. Ana Ljubenovic con il canestro qui del 46-53, può essere lei la condottiera della rimonta del CUS. Prova a rispondere ora la squadra di Corsini. Ricezione per Scarpato oltre l'arco, chiede il pallone Poggio, ancora marcata d'anticipo da Ljubenovic. Scarpato parte verso destra, scarica fuori in ritmo Silvia Rossini da 3, airball, poi Poggio recupera il rimbalzo, subisce il fallo per fortuna del CUS. Qui non c'è il gioco da 3 punti, dovrà andare Poggio a prendersi questi 2 punti dalla lunetta. 2:37 per chiudere il terzo quarto. Poggio, come detto, con 2 tiri liberi a disposizione, classe 2001. Per arriva il primo tiro libero convertito, ex Savona. Poggio segna anche il secondo. Difesa allungata qui per Firenze, poi opta per un rientro tempestivo nella metà campo difensiva. Striulli, accoppiata con Scarpato, calda in questo momento Ljubenovic, vuole il pallone in post basso, non c'è spazio però per lei, si torna fuori da Striulli, attende Pociobrazka, gioca a contenimento sul pick and roll e poi scarico in angolo. Caldaro da 2 punti con mano morbida, ancora altro canestro. Il CUS ritrova ritmo nella metà campo d'attacco. 55-48, pallone sotto per Pociobrazka, prova ad esplorare la linea di fondo e si torna fuori. Pociobrazka, tiro da 2 punti alzando la parabola con errore, lascia scorrere Caldaro, poi con calma può servire Striulli. Il CUS è ancora in partita, è sempre più presente anzi in questa partita, consegnato per Puggioni, poi Prosperi mette il pallone per terra vicino a lei. Ljubenovic è pronta a bloccare, Prosperi scarica, Caldaro con metri e metri di spazio, questo tiro è corto, poteva metterlo Eugenia Caldaro con buona mano, l'ha dimostrato del resto pochi secondi fa, una volta di più. E allora manovra Firenze, il tiro da 3 punti forse un po' affrettato in questo caso di Scarpato, ottimo lavoro al rimbalzo d'attacco per Poggio con errore, poi Puggioni è l'ultima a toccare qui sul disturbo da parte di Pociobrazka. Fuori nel frattempo Silvia Rossini, dentro Gramaccioni, si alza dall'altra parte Madeddu,
va a dare respiro a Ljubenovic, torna anche Niola, fuori Puggioni. Questi i cambi a 1:11 dal termine del terzo quarto. L'uscita di Marta Rossini, va verso destra, l'aspetta Prosperi, manda per aria il tiro, lo sbaglia, Poczobradska è ovunque, tiene vivo questo pallone, fuori da Gramaccioni, attacca sul close out Niola, il tiro è corto, anche in questo caso Niola tiene lì il pallone, congela il possesso del Cus che parte ora dalle mani esperte di Striulli. L'uscita di Caldaro, ancora consegnato per il capitano Madeddu per il pick and roll, si fa vedere Niola, si esplora l'altro lato dove c'è Prosperi, 1 contro 1 qui con Prosperi che trova alla fine un tiro ma lo sbaglia. Madeddu sotto, ancora Caldaro, c'è il contatto, c'è il fallo, c'è il canestro, c'è la possibilità di accorciare ancora fino al -4 qualora Caldaro riuscisse a convertire anche il libero aggiuntivo. Tutto questo a 34 secondi dal termine del terzo quarto, con Saïas che è pronta a tornare per il Cus Cagliari, fuori Prosperi, anche per lei forse qualche piccolo segnale di stanchezza, ma non sta mancando davvero l'atteggiamento combattivo per la squadra cagliaritana. Caldaro in lunetta, sta trovando risorse preziose anche da lei il Cus in questo momento delicatissimo del match, sbaglia il libero supplementare, allora il Cus resta sul -5, 55-50. Attacca il Palagiaccio, chiamata Pollice per Marta Rossini, l'uscita di Scarpato, Poczobradska si avvicina per il blocco, l'hesitation andando verso sinistra, rischio, palla persa, Poggio risolve tutto frugando anche un po' nella spazzatura della partita, si ritrova il pallone in mano e lo manda a segno per il +7, 57-50. Striulli cambia mano, poi scarica in angolo, Saïas, linea di fondo, il tiro sbagliato allo scadere del cronometro del terzo quarto. Firenze riesce a mantenere questo cuscinetto confortante di 7 punti, cercando insomma di smontare un po' la rimonta del Cus Cagliari, che però ha cambiato volto rispetto all'inizio del terzo quarto, inizio abbastanza sofferente insomma per la squadra di casa. 57-50, noi ci fermiamo, ancora un po' di pubblicità e poi saremo pronti per raccontarvi la volata finale di questa partita. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. In doppia cifra anche Poczobradska con 10 punti, sono 7 invece per Gramaccioni, forse qualcosa che non va evidentemente al un tabellone, la sirena che si era prolungata un po' troppo per la disperazione dei pochi presenti qui sulle tribune del Palacus di Cagliari. Statistiche che parlano anche di un 23 su 53 dal campo per Firenze, 43% complessivo, mentre era iniziata la sfida, è iniziato l'ultimo quarto, 20 su 45 invece complessivo dal campo, 44% per il Cus Cagliari. Caldaro, il consegnato per Rachele Niola, trova Madeddu, ancora le due che scambiano in angolo, Caldaro con un altro tiro sbagliato, Madeddu prova a farsi sentire a rimbalzo, ma Poczobradska fa valere il fisico, anche se è sfortunata. Qui è l'ultima a toccare, numero 10, biancorossa, l'ex Empoli anche nel campionato di Serie A1. E allora Niola trova subito Madeddu sulla rimessa, Saïas si apre per ricevere Striulli, il blocco di Niola per l'uscita di Caldaro, pallone fermo ancora per Striulli, attacca verso destra, apre il campo ancora per Caldaro, palleggio, arresto e tiro sull'uscita di Poggio, errore qui per Caldaro. Cus che stava provando a cavalcare un po' il suo buon momento in zona offensiva, ed ecco infatti che si rialza dalla panchina Ljubenovic,
chiede il pallone, lo riceve Marta Rossini, lo mette per terra, accoppiata con Striulli, parte verso destra, contiene con lo scivolamento Striulli, passo d'incrocio ancora bellissimo, Rossini si guadagna gli applausi quanto mai meritati dei presenti, perché ripetiamo si tratta di una classe 2001 che sta veramente giocando con piglio da veterana. Complimenti a lei, complimenti a chi l'ha portata a Firenze in questa stagione. Palla persa per il Cus, sembrava essersi riacceso, ora però sta dando qualche nuovo segnale di cedimento. Vediamo se trae beneficio dal ritorno di Ljubenovic e anche di Prosperi, la squadra di Sciascia, fuori Caldaro e Sayas. Momento cruciale, +9 Firenze, prova a riprendersi l'inerzia, Niola disturba Gramaccioni, prova a rubacchiare qualche secondo all'attacco nel palaggiaccio Firenze. Palleggio aperto con la mano destra per Marta Rossini, poi finisce per le terre, qui Prosperi, c'è il blocco irregolare di Pociobrazka e si lamenta, un tatto abbastanza duro con Prosperi che era terminata per le terre, prova a rianimare le sue Sciascia anche dal punto di vista emotivo. Partita che è ancora lunga, 8:35 al termine. Abbiamo parlato dei prossimi impegni di queste due formazioni, facciamo ancora Scagliari che ospiterà sabato Faenza, sarà una partita veramente molto complicata, qui conquistare 2 punti oggi diventa doppiamente importante. Firenze che invece sarà di scena Palazzetto dello Sport di Viale Vienna, asse Largius, Niola scarica Madeddu, c'è il contatto qui abbastanza evidente, un po' ingenuo appoggio qui sull'uscita, non si è accontentata di contestare il tiro, è andata a toccare sull'avambraccio la giovane ala del Cus Cagliari. Madeddu in lunetta, allora come detto 4,3 punti di media e 3,7 rimbalzi in questa stagione. Altro errore, ne è andato benissimo il Cus in questa partita a cronometro fermo, andiamo a vedere un po', sono 4 su 10 fin qui. Secondo libero a disposizione di Madeddu, questo di tabella va dentro, ma sono comunque punti che contano per il Cus Cagliari. Ora sul -8 Gramaccioni mette il pallone per terra, vuole sistemare un po' la sua squadra, ancora un fallo, stavolta della difesa, però fallo di Madeddu su Poggio, fallo di squadra numero 1 soltanto per il Cus Cagliari in questo ultimo quarto. Gramaccioni sulla rimessa, si fa vedere Poggio, riceve, consegnato ancora per la numero 12, Pociobrazka è pronta per la giocata di pick and roll, mette il pallone per terra Scarpato, linea di fondo, Prosperi resta con lei, scarico fuori, Gramaccioni, poi Marta Rossini sulla pressione di Striulli, allo scadere dei 24 sbaglia, tocca, rimbalzo Madeddu e poi per fortuna del Cus riesce a tenerli Ljubenovic. Niola per velocizzare un po' le operazioni, vuole il pallone Striulli, subito la tripla, Striulli va sul secondo ferro però, e allora il palaggiaccio che manovra in attacco con Marta Rossini, Gramaccioni, il pallone per terra, poi non trova Marta Rossini, un pallone un po' arretrato, paga comunque dei dividendi l'atteggiamento sempre combattivo, aggressivo del Cus nella metà campo difensiva. Fuori Madeddu, torna Caldaro che ha rifiatato per qualche minuto. 7:27 ovviamente il momento in cui le energie scarseggiano per i motivi di cui abbiamo parlato in precedenza. È il momento di gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché questa è una partita che vale 4 punti ed è ancora aperta. -8, palla in mano Cus Cagliari, Striulli passa sul blocco di Caldaro, gioco a 2 con Caldaro che sbaglia lo scadere dei 24, ma c'è Ljubenovic a dare un altro segnale importante al di là del rimbalzo in attacco, un segnale emotivo. Qui parte con il primo passo aggressivo dopo la finta, Poggio che aveva boccato ma poi non riesce a realizzare.
Fallo della difesa intanto, 6:23 per chiudere l'ultimo quarto. Tiri liberi per Erika Striulli. Primo va dentro. Che cazzo. Per carità. Come mai sta andando?
Eccoci tornati allora in diretta dopo aver risolto qualche problema tecnico. La situazione di punteggio sorride ancora al CUS Cagliari, sorride ancora al Palagaccio Firenze, 65-53 il punteggio sul tabellone, con insomma la squadra di Corsini che sta riuscendo a mantenere le redini di questa partita nonostante il grande sforzo. Il CUS Cagliari è sempre sotto di 12 lunghezze. Poggio Bratska trova un gran pallone dentro per Poggio, che però vanifica tutto sbagliando un canestro davvero da posizione favorevole. 3-38 il CUS, che nonostante tutto ci prova ancora. Palla sotto per Caldaro contro Poggio, torna fuori da Prosperi, deve prendere questo tiro da 3 punti, lo sbaglia però Giulia Prosperi, non ha trovato il conforto nei tiri dalla lunga distanza in questo secondo tempo. Il CUS Cagliari che resta sotto di 12 lunghezze sul 65-53. Palla fuori, Poggio Bratska da 3 punti, primo ferro a rimbalzo, però va ancora più in alto Poggio. Il tiro sbagliato poi anche da Marta Rossini. Caldaro non si vuole arrendere, la rubata di Gramaccioni appoggia il vetro, sbaglia ancora, una serie di errori davvero a matita blu da una parte e dall'altra. Poi il fallo abbastanza netto in questo caso su Marta Rossini, una delle giocatrici che maggiormente inciso su questa partita. Doppio cambio intanto per Sciascia per dare ancora un po' di vivacità alla sua formazione in questo frangente. Ormai finale della partita, 2:50 al termine. Liberi per Marta Rossini, andiamo a vedere un po' le sue statistiche in questa partita. Dentro il primo, nel frattempo, punto numero 66 per il Palagaccio Firenze. Siamo Marta Rossini, 11 punti a referto per lei, ora sono 12, ma al di là del tabellino, ovvero ha colpito la sua qualità, la sua capacità di far girare la squadra, di trovare sempre scelte di grande lucidità. Ora torna in panchina, c'è spazio per Scarpato. 2:48 per la chiusura delle ostilità qui a Saduchessa. Striulli, Caldaro fuori, c'è Puggioni, la ricezione, spalle a canestro per Ljubenovic, trova il taglio di Sajas, torna fuori dalla giocatrice slovena, cerca uno scarico. Puggioni, le energie sembrano essere ormai in via di esaurimento totale per il CUS, che viene qui portato da un'ottima difesa di Firenze allo scadere dei 24 secondi, con la palla che muore nelle mani di Erika Striulli. 2:24, 67-53. Gramaccioni, palla in angolo per Poggio Bratska, accoppiata con Caldaro. Gramaccioni ancora oltre l'arco, il tiro da 3 punti di Scarpato, che di fatto a questo punto scrive la parola fine sulla partita. 70-53. E ormai veramente un'impresa ardua per il CUS Cagliari, sotto di 17 lunghezze, provare a rimettere in piedi questa partita. Sciascia che già discute con il suo assistente Ghiani, c'è da recuperare in fretta le energie per i prossimi impegni. A questo punto Firenze si allontana, va a quota 18 punti in virtù del successo in questo recupero, e di fatto allontana anche la possibilità del CUS Cagliari di potersi salvare senza dover ricorrere ai play-out. Ormai è veramente un'impresa titanica per il CUS Cagliari, lo abbiamo detto e ricordato varie volte. Questa è una partita a 4 punti di fatto. Ha giocato a sfavore del CUS Cagliari senza ombra di dubbio. Impossibilità in questo momento, mentre Niola con la tripla d'orgoglio ma a segno ha pesato in maniera evidente, dicevamo, il doppio impegno ravvicinato. Questo è un elemento che è emerso veramente in maniera inequivocabile. CUS che ha manifestato i primi segnali di cedimento a cavallo tra secondo e terzo quarto, soprattutto all'inizio del terzo quarto, con 2 triple in fila subite, qualche pallone perso di troppo. Poi ha cercato con l'ausilio della zona a riportarsi a contatto, è risalita fino al -6, -7, ma poi davvero le energie erano troppo scarne per pensare di impensierire una squadra davvero in gran fiducia come Firenze.
Ultimo minuto della partita, altro canestro da lontano, Scarpato che va a guadagnarsi, direi con merito assoluto, il titolo di MVP di questa partita. Sale a quota 21. Altra ragazza giovane, onore al merito insomma del Palagaccio per aver saputo scegliere anche sul mercato delle ragazze qualità da aggiungere a questo progetto. 73-53. Anzi, il tabellone non era ancora stato aggiornato in seguito al precedente canestro di Niola. Rossini va verso sinistra, la segue Puggioni, riapre Pociobranska, si fa sorprendere Ljubenovic sul primo passo. Silvia Rossini fatica un po' ad addomesticare questo pallone. 34 secondi, un segnale questa partita anche per Selargius, andrà senz'altro a rivedere il match. Selargius che arriva da 3 successi in fila, che dovrà stare molto attenta, però un Palagaccio che è confermato in salute quest'oggi. Niola va a contendere questo pallone a Rossini, ultimi 8 secondi. Madeddu, poi Puggioni, ovviamente si gioca anche per la differenza canestri, importante in vista della partita di ritorno. Sbaglio dall'angolo Niola, finisce qui a Saduchessa, finisce con il successo meritato del Palagaccio Firenze, 73-56. Il risultato finale qui a Saduchessa, MVP Scarpato, l'abbiamo detto, 21 punti con 8 su 14 dal campo, ma davvero grandi meriti anche per Marta Rossini, 12 punti, leggermente sotto media quest'oggi a Cagliari, ma tanta sostanza nella sua partita, anche 6 rimbalzi. E andiamo a vedere un po' anche il dato degli assist, 8 addirittura per Marta Rossini. Dall'altra parte per il Cus Cagliari non sono bastati 15 di Striulli e i 10 di Ljubenovic, le uniche 2 giocatrici in doppia cifra, con Ljubenovic che peraltro ha conquistato anche 8 rimbalzi. Una sconfitta che pesa questa per il sodalizio universitario, che ora vede ormai concretamente lo spettro dei play-out, uno spettro che però non deve spaventare. Anche nel suo recente passato il Cus ha saputo risorgere, mantenere la categoria anche dopo questi spareggi, insomma, che portano tanto dal punto di vista della pressione, ma questa squadra ha i mezzi tecnici assolutamente per salvare la categoria. A questo punto è tutto da Saduchessa. Io ringrazio Andrea Farris per le immagini e per la collaborazione tecnica. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di serata.